whatever they do. E arrivano avvertimenti e minacce da Mosca dopo il voto con cui il Bundestag tedesco ha approvato la consegna di armi pesanti all'Ucraina. Andiamo in diretta dal corrispondente Sergio Pagini. Sergio, cosa ha detto oggi il Cremlino? Ha detto che l'invio di armi pesanti all'Ucraina è una minaccia per la sicurezza in Europa. L'ha ripetuto il portavoce presidenziale Dmitry Peskov dopo che lo stesso Putin aveva messo in guardia sulle possibili conseguenze. E anche la portavoce del Ministero degli Esteri russo Maria Zakharova avverte l'Occidente: ulteriori provocazioni e attacchi sul territorio russo comporteranno una dura risposta. Ha detto: meglio non testare la nostra pazienza. Ma il più pessimista è stato Dmitry Medvedev, oggi numero 2 del Consiglio di sicurezza russo. Commentando l'ok alle armi del Parlamento tedesco, l'ex presidente ha fatto un parallelo con il passato nazista della Germania e ha previsto che anche questa volta finirà tristemente. A tenere accesa una minima speranza è soltanto Erdogan. Il presidente turco al telefono con Putin ha detto di essere pronto a continuare la mediazione per raggiungere un cessate il fuoco. Linea Roma. E andiamo sul campo. A Mariupol continua l'assedio dell'acciaieria, bombardato l'ospedale da campo, ci sono morti e feriti, denuncia il battaglione Azov. Matteo Alviti.